che il cambiamento deve essere culturale. Da qui devono partire. Esplode la rabbia dei risparmiatori delle ex popolari, giunti a Vicenza da tutto il Veneto e dal Friuli Venezia Giulia per l'assemblea che si è tenuta al ridotto del Teatro Comunale. Un'occasione di unione a sostegno del fondo per i risparmiatori delle ex popolari, votato dal Senato, ma proprio quel fondo è stato messo sulla graticola. Su questo fondo è elemosina. C'è anche rabbia, molta rabbia. Sì, troppa rabbia. Sentite presi in giro? Sì, parecchio anche. Una truffa anche questo? Troppi pochi soldi? Siamo tutti d'accordo nel ritenere che sia veramente un'offesa alla stessa dignità dei risparmiatori truffati, quindi assolutamente incapiente e elemosina. Si poteva fare meglio, ne è consapevole anche Patrizio Miatello, che vede nel fondo quel seme nel deserto che ora bisogna far crescere. È un punto di partenza che è collegato ai famosi conti sognanti, perché i conti sognanti, dormienti, possono diventare realtà a risarcire i soci risparmiatori. Va detto invece che quel fondo... Troppi nodi ancora da sciogliere, come il dover superare 3 gradi di giudizio incassando una sentenza che confermi che sono stati oggetto di truffa e, si sa, la giustizia nel nostro paese a tempi biblici, oppure l'altra via è quella dell'arbitrato, ma ritenuta eccessivamente costosa e d'altronde. Visto che tutti riconoscono che qui è stata commessa comunque una truffa, adesso i risparmiatori dovrebbero accedere a questo fondo attraverso un arbitrato che gli costerà altri soldi, non lo riteniamo corretto.